Per noi in piazza c'è Marco Clementi. Marco. Sì, Ignazio, facevi bene a ricordare quella preghiera straordinaria di 2 venerdì fa. La situazione e la sensazione è un po' la stessa spiritualità, la stessa suggestione. Anche questa, lo vedete, è una piazza deserta come lo era 2 settimane fa, all'inizio, nel pieno di questa settimana santa a porte chiuse. Non siamo al Colosseo, il coronavirus ha interrotto anche questa tradizione. Dopo 56 anni siamo qui in piazza San Pietro, una piazza vuota, ci sono solo carabinieri, polizia dell'Ispettorato Vaticano, qualche giornalista, ma poi non c'è davvero più nessuno. Eppure, lo dicevi, non è una piazza vuota di significato, anzi è una piazza che si apre ai dolori del mondo. Io da qua vi posso aiutare a capire, a visualizzare un po' quello che succederà. Vedete le fiaccole per terra che circondano l'obelisco e salgono fino al sagrato, e questo sarà il percorso che farà la croce tra pochi istanti. Le prime 8 stazioni appunto si snoderanno attorno all'obelisco e poi dalla 9ª fino alla 14ª saliranno il ventaglio per arrivare poi al sagrato, dove al centro ci sarà Papa Francesco. Lo ricordavi, a portare la croce ci saranno detenuti, ex detenuti, anche il cappellano del carcere 2 Palazzi di Padova, perché sono stati loro a scrivere i testi di queste meditazioni, testi che parlano del male ma anche di rinascita, di risurrezione. È il caso di dire, si può risorgere anche in un carcere. Ma poi ci saranno anche medici e infermieri della Direzione di Sanità e Igiene del Vaticano, ma anche del Policlinico Gemelli. Ci sarà una dottoressa del reparto Covid, un anestesista sempre del Gemelli, Università Cattolica, dello stesso reparto Covid-2. Ecco, loro saranno i portatori della croce, che poi appunto, dicevamo, si snoderà fino a salire al sagrato, dove ci sarà il Papa. Il Papa che di fronte avrà ancora una volta il crocifisso di San Marcello al Corso. È diventato un simbolo di queste settimane di dolore, e il Papa l'ha portato anche in Vaticano nel corso dei riti della settimana santa, ieri e anche questo pomeriggio alle 18 nella celebrazione della Passione del Signore. E il crocifisso, ricordiamolo appunto, che nel 1522 venne portato in processione per 16 giorni nelle strade di Roma fino alla fine della peste, di quella pandemia. E questa è certamente la preghiera, l'orazione che si alzerà potente, forte questa sera da questa piazza. Ignazio. Ad accompagnarci nel seguire questa Via Crucis, le 14 stazioni, c'è Don Filippo Di Giacomo.